In bici alla scoperta del Veneto. Tappa 4, Chioggia-Jesolo, passando sulle isole di fronte a Venezia. Lasciamo l'alloggio di Chioggia diretti verso il porticciolo. Dopo i biglietti e un po' di attesa, saliamo sul traghetto che ci porterà all'isola di Pellestrina. Esploriamo il paese e poi ci dirigiamo verso nord. Siamo sull'isola di Pellestrina, abbiamo già preso un primo traghetto da Chioggia e adesso ne dobbiamo prendere altri due per arrivare a Jesolo. Prendiamo poi un secondo traghetto che ci porta sull'isola del Lido di Venezia. Esploriamo quindi Alberoni. Giunti al fondo dell'isola del Lido di Venezia, ci imbarchiamo sull'ultimo traghetto. Stiamo andando a Punta Sabbioni e poi a Jesolo, e quella che si vede sullo sfondo è Venezia vista dal mare. Abbiamo lasciato Punta Sabbioni e con questa bellissima ciclabile stiamo andando verso Jesolo. Oggi abbiamo pedalato tantissimo su ciclabile. In tutte e tre le isole, questa è una penisola, ma comunque da quando siamo scesi dal traghetto praticamente non abbiamo mai lasciato la ciclabile. Entriamo a Jesolo a metà pomeriggio e dopo qualche ora di riposo, viste le mie precarie condizioni di salute, cerchiamo un posto per mangiare. Iscrivetevi al canale così da non perdere le prossime puntate. E se non l'avete ancora viste, guardate le nostre precedenti avventure cicloturistiche.